passo sota un cel de mil estreles, a les nits d'hivern de pluja i fred. E oggi sta presentata sul libro Sagamento de Ancas di Zaccaria Tamer, che è stato portato in sardo da Alessandro Colombo. Questa presentata fa parte di un evento urbano che è questa cultura cristiana del sardo. Ho già fatto dentro una conferenza con un archeologo su questa Sardegna prenuragica. Pensavo di seguire con questo ciclo di conferenze che erano avanti penso su mesi del 2020. Alessandro Colombo è uno picciocco che nasce in Nucolo in su 1986, cresce in Ollolai, è un ricercatore di letteratura contemporanea araba, un insegnante di letteratura contemporanea araba di Arabo in Università di Edimburgo in Scozia. Si studiava arabo in una bella varietà di città sia araba come di Damasco, Beirut, Tunisia, Filigio. Si cominciava a portare il testo da un articolo che aveva conto dell'arabo a Susardo già adesso 2003 di origine sul libro. Poi passato questa questione adesso che ha una cosa da importo per un anno prodotto. Lasciamo cominciare e vediamo poi spartiamo sulla regione. No, non è, devo tornare grazie a questo di Maiolo, non solo per rappresentare la Deus, ma proprio solo si anche in Tattari, in da Palmera, l'associazione di Argoni. Grazie per il motivo a presentare il libro. Questa idea di questo libro mi venne a battere in Buenos Aires, andavo scrivendo la tesi dei specialisti che a Bologna, è una tesi di letteratura araba, ho fatto arabo prima triennale, poi specialistica. Bisogna investiga che studenti di lingue lì si può dare d'Italia sul sistema italiano una tesi come traduzione ed è che potete studiare da arabo. Adesso comincio magari sperando che anche il libro poteva essere più facile da girare o più interessante. Poi però mi venne in mente invece di lavorare in italiano, in media è una tesi, non stiamo più spazio interessi, mi venne in mente di lavorare in sardo. Sono professore di Bologna, non ho questa idea, mi sono laureato poi sulla mezz'edoghi a campagna specialistica, andavo a girare forse a metà, manco a metà del giorno, e avevo posto questa tesi. Dopo cominciamo brullando, non riuscivo bene, ti voglio andare a girare da esarbo, a girare in generale questa traduzione. Però voglio dire, un mente può funzionare su sardo a un livello più usato, a girare su un romanzo o questo onto da esarbo. Può dire se si può dare sardo, se usare ottenere una sua potenzialità, può girare una mentalità, una cultura, termini, e la letteratura in generale. E Antonio ha cominciato a pubblicare in Facebook, cominciava a pubblicare tutti ed io proprio per provare, poi viene una massa gente, ha cominciato a pubblicare articoli in Facebook, gente di sardo, girava da sardo. A bello, poi mi sono pensato che la traduzione funzionava, su sardo si potete usare può girare sia da cada lingua ma soprattutto può allegare da cada regione sia, si può allegare di politica, di storia, da cada cosa. Così che conseguivo a girare il sonno, sempre di questa collezione di questa regola di Namur de Ontos, poi che l'accabbare e mi sono adattato tutto il 63 sonno girato, lo mandavo su amici, a bordo, a cercare magari li si iscritti su sardo, a dato corso o a lavorare sui sport linguistici. E mi davano escuriosire, è bello, si comprendere. Mescamente per esempio girato su ontos, non su sardo online, ma sempre in lingua sarda comune. Cioè, per esempio, c'è per una norma scritta e è l'unica ufficiale di Sardegna che già trovata dalla regione. In noi è proprio usare le candele, mancare, ma è usare iscritto ufficiale, è l'unica norma iscritta ufficiale. E lo stesso momento è una conquista manna a
spesso, secondo me, uno degli ostacoli per un manno a questa gente che vuole scrivere di sardo ma non scrivere è la regola di scrivere, cioè uno manca la portare là e di scrivere di sardo, ma in cale sarde se usare dell'online non esiste una regola di usare dell'online come non esiste di usare del silano, non esiste di usare della luida così che a tenere una regola mi serviva, questa sta la base principale per poter cominciare questa traduzione. Poi è importante, poi a volte a tare le alleghe sono difficili, sono una lega, a girare sardo è difficile, naturalmente sardo è difficile, ma poi sempre sul dizionario bisogna tradurre gare, ma sono difficili da usare, sono difficili a si ponere a scrivere il sardo, poi primo non siamo alfabetizzati il sardo, in scuola impariamo solo l'italiano, secondo a un livello cruzato è difficile a tare le alleghe, è difficile a usare, ponere presente indicativo, passato, participio passato, è difficile poi non siamo abituati a pensare il sardo poi scrivere, siamo abituati a pensare il sardo poi allegare, anche si tratta di scrivere automaticamente non venite a pensare in italiano, poi siamo stati imparati, non hanno imparato ad esempio da scuola, scuole superiori e università del mondo. Per usare un esempio, può narrare, se vuoi variare rispetto agli studenti delle lingue, lo participio di sardo può narrare. Cada vita tiene il suo participio suo, quindi a volte se magari di più girare una lega io di vinto, in non l'ho vinto, in silano si tiene vinchi, in nugoro, vissu, in queste, in bose participio diverso. Allora, ecco, se l'SC è una regola, però pure flessibile. Questa è una cosa a mano, ti dà la possibilità di usare questa allega di una vita e magari si usa solo in una vita, però è scritta in maniera dell'SC, in modo che sia da una cosa democratica, non si accetta, sono legate alle salvite, però ti dà pure un minimo di regola, i serviti, in modo che tutti si legano sul libro lo possono prendere. Se una lega è troppo locale, chiaramente non si comprende. Insomma, da innanzi può creare un esaggiuto di qualcuno, può creare una razza gente, come te cosa può qualcuno di esperienza si usa, ma l'aiuta, dimostrare l'entusiasmo, dimostrare, ma di coraggio, a te gente, no, a ghite, non si vede a nulla, ma è l'italiano, tanto non si comprende. Stranamente, in Bologna, all'Università di Bologna, dove non si sistema di sardo, il suo professore mi ha sempre appoggiato. Sempre, ma non si capisce, è una bella idea, non lo comprendo, però non si capisce, è una bella idea. In altri ambienti, manca in Sardegna, sai idea non da in me, per esempio queste specie di complesso, non è solo di inferiorità o di disabilità, però viene sempre vita aumenta una lingua non è stata data per questa cosa. E ho penso, non solo il libro mio, ma la traduzione si è andata in tutti questi anni, i libri in inglese, francese, spagnolo, italiano, e tutto questa poesia, il romanzo, sul libro si sono messi in sardo, hanno dimostrato io in sardo posso legare di tutto. Non si veramente teatricale, non che siamo arrivati a un traguardo, però posso dare un contributo a questo processo di arricchimento di usare. Poi, anche se sono che lo avevo acabato, sono andato a creare, mi ero in mente di pubblicare, poi non me lo sbaglio, lo mantenere, ma lui mandava a case editrici e mi dicevano no, non ci interessa usarlo. Insomma, può narrare il corso, può leggere il corso, su 90% delle case editrici in Sardegna non pubblicano il sardo. Su sardo non tiene mercato di nada. La gente non legge nulla, in sardo legge il corso. E sta bene. La gente si stava mettendo a alfabetizzare in italiano, a leggere il sardo perché è speleoso. Chi sta alla diretto non si abitua, non comprende. Sempre per il medesimo motivo. Poi in scuola non si impara a leggere in italiano, però può donare. E ho penso che una casa editrice deve essere pure un po' avanguardia, deve parlare al regolo pubblico di sardo e non obbligo un po' la gente a leggere il sardo in modo che si possono abituare. Questo storicamente penso sul ruolo dei suoi editori, non sempre della gente su chi vuole, ma pure di incoraggiare cose per spazio di moda. Ora si deve crescere, deve essere un motivo per lasciare crescere.
deponare condagues esti sta l'unico de los editores la direito esti sta un tempo un preso diritto di questa idea ad accettato il diritto di pubblicare questo libro in giro di un anno e mezzo siamo in no pubblicando sul libro che si pubblica siamo usati anche questa cosa e ho penso che su merito umano lo tenesse a casa editrice ecco appoggiare sul libro lo scrittore sempre non tenia parte sul diritto però se a volte poteva andare in domo in un calassi poi su computer mail o lui poteva andare a Alessandro a un altro che si interessava però non lo stati umano arrivava a tutti la gente o più gente possibile invece a casa editrice non ha finanziamento regionale, se non è pagato dal governo da altro, insomma, te pensano a metterlo e l'ha autofinanziato, ha tenuto coraggio secondo me a pubblicare una cosa che può aiutare, ad esempio, l'usare scritto a crescere e a arrivare a più gente possibile. Questa è una prima idea che volevo proporre. Certo, questa è un'idea, sicuramente noi ci riprendiamo questa idea. Comente a Suzzi, che imprimiamo medas LSC, básicamente en esas comunicaciones oficiales, en esos comunicados o en esos artículos que publicamos en su sito internet a numero de esas Suzzi. Cada uno voi, quando iscrive un contributo, si lo pubblica con su modale da sua. Questa è una cosa che dobbiamo lasciare ancora, che è giusto che vi sia ancora. Tocca di abituare innanzi essenzialmente a iscrivere, magari sia in questa variante della sua, una volta che uno iscrive poi impara a fare gli standard e tutto ciò che viene infatti. Poi sul resto devo invece queria rimandare a sos presente, si che uno l'ha già letto sul libro? No, va bene. No, secondo me la carta della che è scaricato da in ebook formato digitale magari. Sapere quanto ti queria fare puitte questo libro, cioè puitte questo testo di Zaccaria Tammer e non un altro testo. Prima di tutto è un libro già attappato. È un libro che è difficile da adattare in italiano, perché il libro sarà attappato, un po' motivo, non sembra, magari ne possiamo gestionare, però per motivi politici o non politici. Secondo, penso che sia otto meda bello, magari che conoscono bene, meda bello, che gestionano sicuramente lo bello sistema del sesso in maniera ironica, in maniera aperta, però pur senza essere volgare o senza in maniera simpatica. In maniera simpatica, in maniera comica, ma della volta pur per avvicinare un po' lo stereotipo di veste. E adesso di pesce, si dona a letto, però se si lo legge, adesso si immagina magari più comune, poi di munare desemmine, senza etichetta. Cioè noi stiamo sul ritratto desemmina, o siriana, o araba, o musulmana, ma neanche europea, o sarda, ed è semplicemente ontoso, esumi umano, poi se uno lo sa dire, mentre ambientato in Siria, o ambientato in un contesto musulmano, può essere pure, però secondo me usa una forzatura. Non tu non lo potete adattare a suo luogo di vista. Esatto, lo potete adattare pure a Sardina o a Terologo. E un'altra cosa che sia anche quando mi ha descritto già presentata da Bacchizio Bandino, che la letteratura sarda esiste un paio di argomenti. Se vediamo la tradizione scritta in italiano, ponare un rumene, ponare de grazia dell'Ella, si indica una mela paolo, o si indica sempre in termini, un paolo tradizionale, un paolo a santina, non si indica in maniera aperta, raramente. E l'invasarda magari si sarà di poesia, si indica di pruso, però se già descritto si indica sempre più spazio. Non esiste un motivo. Il motivo è
ecco, penso, se uno vuole scoprire i testi della letteratura in Siria, per il nostro scrittore, è uno degli scrittori più importanti della Siria, ma poi penso che Ustasi ad uno dei suoi libri su RSS scrive in mezzo, abbinando Medasa, reso non fare, su sesso, la politica, la religione, sempre aumentando in maniera sempre brulante o in maniera comunque comica, però riesce da divertire il lettore senza essere pesante, senza essere rifadoso, bambu, senza essere magari esplicitamente politico. Noi siamo scrittori non interessa essere esplicitamente politico, però se uno vuole può adattare esempio sul significato politico in questo libro. Ripeto, è un libro difficile da adattare sia in Siria che in Terrello. Me da editore il libro non si sta stampato, oppure i diritto non lo stanno per l'editore, quindi non posso stampare il libro, oppure di una investe la censura, quindi se scrittore la distribuzione non lo giù sul libro sulla libreria per qualche motivo magari politico, pure se non è gestione del sesso in maniera aperta, e non è una cosa comune nella esperienza a me in Siria a legare del sesso, del rapporto tra emmine, uomini, mujeres, maridos, abortas a babos, ilzas, o mortos, e viudas, in tu cose, quindi magari è un po' uso. Però mi piace fare scoprire a questa gente questo libro e poi queste minore ne sono 20 pagine. Non è stato abbastanza, si può leggere in 2 ore stipulezze, poi la prefazione invece, poi lui è già presentato da Bacchis Bambino. Come te mai visto Severo? Ma ti devo passare No, è una bella domanda. Poi te può cominciare a fare questo libro, appunto, a voi dire un'altra cosa. Però poi te può cominciare a dire questo libro, poi te la puoi tirare, poi te sono scritto del Bacchis Bambino, ma imparavo da solo, ma non influenzavo. Se superiore, seconda volta, io prima su professore del diritto non aveva dato leggere lettere a un giovane sardo. Dice bene, questa formazione è un libro fondamentale. A Poletto quando tenevo 14 anni non mi è stata gradata, dopo ho fatto rapire a 20 anni e la Poletto ne si batto porta. E io si presenta una idea di usare questa rivoluzionaria in me si suonava mentre uno dei primi non è un invento mio, ma è una cosa che si è imparato da isso. Si usato si può usare per cada cosa. Si può allegare di tutto il sardo, anzi a non allegare, questo non male. A allegare delle stesse cose, produrre una lingua, arricchisce argomenti. A allegare una cosa in italiano, i sardi in inglese, all'imparare un pilocchino, la stessa parola, i sardi in italiano e in inglese, arricchi la maniera di dire sul mondo di pilocchino. Cioè non prendere che esiste produrre di una maniera per una stessa cosa. Questa è una cosa che dice. Poi, in generale, per esempio, una idea della giardina è locale, però internazionale, insomma, si momenti non che andare nulla a Sevilla, in Sardegna, però cittadino del mondo, a tenere iPhone o a tenere magari già sabato artigianale, chi insiste in mezzo su prodotti tipo per vestire, questa grande distribuzione, se due istras non l'online o in silenzio, zero dell'online in silenzio, poi a suo stesso tempo se spuro il cittadino del mondo non che andare nulla, però non deve avere sul locale una pressione ideale. Queste pare una cosa semplice, ma sono un'idea rivoluzionaria per la Sardegna. Siamo abituati a dire la Sardegna aumentano lo isolare, non tenere legame, si raffora, e si raffora è bene, però non che la Sardegna non sia di sul mondo. A me non mi ha fatto piacere, anzi c'è stato un onore con me che il palazzetto del diritto di questa perfezione. E si stava poi su, mi piacere, però c'è stato magari un po' ma tipo di un mancante, non conosce il mondo della Siria, non conosce il mondo musulmano o arabo, quindi non mi da sola mancare non che la sapevo compresa. Però voglio mi si è presentata la serie scritta isso, a questa persona
podemos narrar, da uso comienza tutto questo, cioè ma imparare certe cose, pure grazie a isso si può imparare a usare, non a questionare, ma si può imparare a scrivere, si può imparare a leggere, proprio su peso suo, este punto di partenza, andiamo per certe cose. Ispirazione, Ispirazione, certo. Esmo questionamos de libro de estas cuestiones de estudiante lingüístico, de cómo se puede escribir en una lingua, de ese importo que tiene, hay reglas de ortografía, de cómo se puede escribir un sardo, una cosa que es mancada, que manca da noso, e tutto spicciò con sardo, mancai, e parte os altros, e questionamos dell'uso, e una capacità di disaccostarsi alla lingua che è differente, non è del ben giudeo se ti russa. Questo che ti voglio raccontare però è, tu trabalhas in Scozia, tu conosci questa realtà, questa società inglese, scozzese, irlandese, tu sospetto che l'incontro in cui ha pubblico commenti su gaelico in Irlanda o in Scozia esti impreau e commenti di istituzioni pubbliche a Ponevolo a me capitavo di andare in Euskadi, in Catalogna, al museo, a Punama, un museo, poi a Sardegna è ma del mondo che è stata meno atteso e questo che racconta te è pure traballando dentro questa università, traballando in luogo sempre si fa questa formazione e ta idea di commenti sono importantissimi sui commenti con questa istituzione che serve. Posso parlare, ma sono indifferente, parlare in Scozia, magari pure Gavino si tiene più non sono cacchiosa, no, non si dice pure. Però, l'esperienza a me, non esiste un bilinguismo in Scozia. Esiste areas in cui si cristiano sul gaelico e pure su inglese, e sul gaelico è scritto sui cartelli, lo usano cada dia, o lo usano ufficialmente. Poi queste cose tipo Edimburgo o Glasgow, in cui sul gaelico non esiste. Non esiste belle comunità, anzi sì. Non ser mai gestionato gaelico in Edimburgo di anni. Hanno sempre gestionato in inglese oppure in scots. Este un'altra lingua gallo, non è manco un dialetto dell'inglese, questa è una lingua germanica assimigliata all'inglese, però è una lingua indipendente. Quasi tutto si può andare semplicemente dall'Irlanda, dove non sono stato una volta via, però l'inglese domina. Il nostro presidente che viene dalle zone dove si gestionano sul gaelico, però non lo gestionano. Bisogna considerare se non ci sono zone della lingua gaelica, però mi lega per esempio gestionare un gioco in inglese e gestionare il gaelico tende ad una connotazione politica. Cioè se tu per gestionare in gaelico, piace una posizione politica mera cara. Il mezzo irlandese evidentemente non tiene piare, ma è un buon gestionare tutto in inglese. Poi se tu andas in Spagna, comunità spagnola, è diverso, il catalano è in tutto. Ecco, per studiare all'Università di Barcellona c'è lezioni in catalano, ti pagano il corso in catalano gratis, delle balas. La cosa più facile in Barcellona è imparare il catalano. Ti incoraggiano proprio a imparare il catalano. Rispetto a Sardegna, rispetto a certe cose bisogna andare innanzi. E anzi, naturalmente noi, specialmente in Sardegna, siamo un'area, però parla di non tenere nulla. Non usare cose che sperdende, e ho penso in 30 anni, lì già si gestionava della generazione del salvato della mamma nostra, è stato un mera. Cioè si gestiona desusato come una lingua. Non tutto, ma gente mera di desusato è una lingua, non è come un dialetto. Questa cosa 40 anni fa è una parolaccia, non esistia, per imparare l'italiano si vuole diventare persone, primo. Secondo, esiste il corso, il sportello, poi magari andò a un governo, no, può andare sulla giunta piglia, capitano causa ufficio, essere in basare, eccetera. Può cambiare, però non può arrestare il processo, ma sta andando, non lo può spasare. Bisogna attuare questo è un sintomo di questa cosa. Esiste di libro di sardo, esiste di istituzioni, esiste di un standard. Vuole seguire, esiste l'università, de fatta abbiamo appoggiato questo processo dell'invasata, un istituto scuro usato in Nantes. Le si esclusivamente le università de fatta della Steddu non considerano usare una lingua in pratica. Cioè si punta ad esempio a dare priorità all'italiano, non si incoraggia sull'utilizzo di usare in un contesto accademico.
non che andare in succede, però andiamo pure solitamente questa lingua era crescere, si era arricchire, tenere bisogno di un'elite, cioè un'università, oppure una comunità di scrittori o di poeti, oppure un'elite economica, politica, e dare una spinta. E andiamo pure obblighe questa gente a usare un po', noi tutti si teniamo questo entusiasmo. Mentre in Sardegna succede il contrario, se elite da secoli spingono per l'italiano. La gente vuole studiare sardo, vuole imparare a usare. Magari questo può essere un problema, però se sono partiti così importanti, abbiamo spinto per usarlo, se le università, queste sono poi le elite. Io lo manavo prima. Poi questa è una maniera, storicamente è una maniera di studiare la storia di questa lingua della minoria e l'enana, le elite tengono un ruolo importante, devono spingere. Però pure sul ruolo della gente a bordo, anzi, se vuoi a pensare bene, è meglio ci sia gente che di imparare in opposizione c'è le elite può andare a comunitadores o italianiste è pure una spinta male rispetto a certi contesti siamo giunti sì rispetto a Catalogna sicuramente rispetto a Scozia a Gran Bretagna in generale a Irlanda non credo magari rispetto a Sud Galles però dopo una volta vivendo in Catalogna ho fatto 2 mesi non usavo la Romera pensavo seso atteso in ogni luogo ma non c'è di catalano come ufficiali di tutto questo persone onai devo quando male in gruppi di ragazzi con niente domo su va bene no o può affittare tutto per non se loco mi aveva dato è lo che non la volta non il catalano certo ma penso di loro no scusa di passante però loro de borghesia, banca, assicurazione, loro che studiano in catalano. Invece in Sardegna sono contrario, Sardegna medio, alta borghesia, e schiva su usare, in mezza situazione. Poi però, che andare esempio su, non teniamo nulla. Nella sulla potrei sicuro che poi, perché io sono universitario, i nostri professori, devono certa idea, poi ma noi manco andai gusto su punti pro o contro su usare, questo su tenere no, poi ma su usare quando vai, con i professori che stai su professori della laurea mia, ma no, ma tu non su usare quando vai. Questo è una cosa cristiana, con bilinguismo, si stanno una, si stanno, poi si italiano, e ti stanno della serie pensare, su usare quando vai, poi su pensa quando va da serrao in un contesto sociale che non è limitativo, non è un ghetto, è un ghetto, sì, è una mettizzazione di questa lingua. Penso però che il modo qualcosa si dia. Onai, io penso che la scuola è spicciocchetti scadenti 20 anni. E tempo quando devo tenere 20 anni lingua sarda, qualcosa, non si dice nada nulla. In modo che lingua cosa si comincia a dire. Io penso che la società civile pago si fa da weekend di coscienza di questo che sta lingua. Spiega un fenomeno mediatico come sta dicendo. Saremo Sassari e sulla stessa pure, mancai a partire sul piano vallo Salimba, non vale un meta, mancai quanto fatto gusto, però anti già sa l'idea di via da Susardo, anche comprendo l'importanza di tenere mediaticamente e socialmente questa lingua. Non fu di primo solo quando non ricordano la saula, ci canta di Bogai, di questa dizione. Ma si può fare una domanda? No. No, ti chiedo precisare, tu giustamente prima annauti a Sardegna, in Sardegna, so sardo li viene in mezzo, li viene più facile a leggere in italiano, mi pare che sia una cosa normale, che non sanno imparare a scrivere su Salino. E su sardo obiettivamente è una lingua che a livello sociologico può essere stata relegata per parecchi anni in qualche ambito diverso della letteratura, della scrittura, eccetera, eccetera. Però questo è capitato a parecchie lingue che appunto si sono emancipate imparando la scrittura e me via in questo processo di emancipazione, di acculturazione di una lingua ha un importante umano la traduzione, cioè la prima opera della letteratura latina è di Livio Androni, questa è una traduzione dal greco sul latino dell'Odissea. Tu quanto pensi che sia importante il lavoro che hai fatto tu e in generale sul lavoro delle traduzioni sa crescita
della narrativa in sardo. Ad esempio del latino non aveva mai detto nessuno. Era una lingua che poi non azzerava meno, per gli aderetti, infatti. No, non avevo mai pensato a questa traduzione del latino, però è un bel esempio, anzi me lo rivendo proprio, questa rappresentazione però davvero, no, è importantissimo fare traduzione adatta alla lingua. Las lingua tienen esos modelos expresivos, es una ventaja. Si usar los modelos expresivos, modelos expresivos no los tengo escritos. Infatti se sono lettore o sul sardo, gli manca l'esposizione al modello, cioè imparare a usare sul passato, sul passato, sul participio, sul presente, sul futuro. E si è scritto poi anche su gestionabile. Un'esperienza, stiamo proprio parlando di una coincidenza, ma questa pure esperienza d'esame, con i suoi a suo tempo dell'impero ottomano, ha avuto una lingua belle esclusivamente di culto, insomma non usare ufficiale, cioè non teneva nessuno sia da iscrivere, più l'alfabetismo a livello bello su ente poentu, non esisteva il modello espressivo, mentre che si allega desarabo contemporaneo non esisteva, le hanno inventate, ma tutte le lingue le hanno inventate, tutte le lingue sono artificiali, come le legate oggi in castello usato, interne sono artificiali, tutte le lingue sono artificiali. Zarbo momento di ricchio del modello espressivo. Girando romanzo della letteratura russa, girando romanzo della letteratura europea, e andiamo su, come da ponavo, usando le lingue si sono a un livello obiettivamente più avanzato, può arricchire il materialismo, cioè usando il modello espressivo per mancare di francese, proprio forma letteraria, tipo su romanzo, questa tradizione araba non esiste lì, usandoli in arabo e arricchire l'esarabo non esiste lì. Mizza dei romanzi in arabo prima non esistia, come esiste il romanzo di sardo, usato non è parte della tradizione, il romanzo non è parte della tradizione sarda, come da sardo tiene magari una tradizione di poesia, quello che sviluppa non è che non esiste con nulla, però posso narrare, questa traduzione è importante proprio per questo motivo, e spesso pur usai a fatto ego, ma ripeto, da me la traduzione di sardo ultimamente, come ti posso narrare? È una lingua più ricca a ateros, ok? Usando esempio la lingua 2, però non copiando, ma piando da che ha un livello più avanzato di lui. Obiettivamente la standardizzazione è usato, che sta a un livello galo, non embrionale, ma cominciando. È una lingua che non è standardizzata. Tu stai andando a scrivere una cosa, serve di scrivere una cosa, non esiste una regola, esiste, ma non siamo abituati a usare, non costuma da scrivere nell'SC, già non costuma da scrivere, non costuma da scrivere in italiano, non costuma da scrivere in sardo, ricordo da scrivere questa regola, che è distante da usare le sarvitas. Quindi questo è importante, ripeto, la traduzione per me a me è l'ultima del Medas, pubblicata da Condages e da altri editori che sono un'avanguardia. Penso che possa servire a me, però per esempio del latino è eccezionale, grazie. Tornando sul punto della distanza, no, della distanza in treno, salvamente dialettale su 6 e 6. Ho sempre visto una bella guerra entre Capitanesi, appare tu come si standard scusto, si vuole mezz'orare, si vuole accusare a un'ala, si vuole accusare a Shattera, come te la IES 2 questa situazione o non fin da problema? Problema vendrà di sicuro, si può mezz'orare, sicuramente si può mezz'orare questo è un dibattito, la gente non tutti sono contenti, ma quello che posso narrare a posare l'SC, ma me da solo non malgrado, però ripeto, queste regole di tenimo si può o non insulta. Poi se la mezz'ora, se la cambiano, eccetera, per mezzo lugar. Alla cruziare cruza una variante, o meglio non servirà a nulla. Prima le varianti sono i 370, non 2. Non esiste il giocatore capitanese, non esiste. O esistono, ma sono istinati in 3 battubides in tutto. Il giocatore è un'ala e il capitano è alla cruziera a usare di una vita non serve,
è successo durante la limba la variante di una città così importante, non mi viene ad esempio insomma, ma non chiedo manco una variazione, comunque si impone una variante standard, poi ha la sua città tiene per l'importanza della latte. In sardo secondo me dobbiamo evitare, allora, può succedere che usare a Astello con si impone, obiettivamente la metà del sardo è stata tra Astello, Quarto, la provincia di Astello, può succedere che si impone su usare a Astello. Fortunatamente potremmo non avere Castello usare una questione a mela parte, però può succedere utile. E penso che si possa mezzolare solo in una maniera, usandoli. Cioè se la gente scrive, si abbizza da là, questa cosa peccala, mancala, tanto lo cambiamo. Però se non lo usa e impone se con un standard di governo politico, tanto si fossilizza. Quindi a nessuno non usa le barra di una cosa scritta e basta. È sempre una cosa strana. Però cioè, bisogna sentire che si può legare sul dialetto, siamo non dico, però mi è piacere a dizionare. Bisogna due discorsi, una è stata dialettale e una è stata linguistica. Cioè, se si considerano usare sul dialetto e ti vendono l'idea sul dialetto come ricchezza, cioè è bello in silenzio, che stiano diverso da online per la barra legale, ma infatti da la barra legale penso. E sono settimane, se devo imporre un standard, e sono iscritto, che perde usare le sardine. Cioè a forza di usare iscritto in online, in su giro di 30 anni si dà legare in questa maniera come iscritti. Questo è un bambino, secondo me, non esiste, nessuno sta imponendo un standard orale, come da italiano. Se no parleremo tutta la lingua di Manzoni. Appunto, Manzoni non questionava anche in italiano, questionava in milanese, in francese e basta. Tanto non ha. Gli italiani stanno in posizione della lingua orale proprio. Nessuno questionava l'italiano sulle università italiane, nessuno. In Firenze questionava, nemmeno questionavano il fiorentino, che non è italiano. Si sta un standard inventato, proprio obbligato la gente a questionare. Come è andato in Francia, che è tutto. Infatti si Italia, l'italiano copia sempre della Francia, non vale. In che cosa? In corsi che è successo in Sardegna. A proposito della variante, in Corsica hanno approvato sul corsicano ufficiale in due varianti, desuso e desosso. Quando hanno approvato questa legge, l'utilizzo del corso di Sardono e questa famiglia è scalato drammaticamente. Nessuno sta approvato in corsicano, poi esistono due varianti. E non tenere, secondo me, manco un'utilità pratica. A stringente proprio sul territorio, in questo tretto puoi allegare giusto, in questo altro puoi allegare l'altra variante. La sei perdente questa lingua, ti dividi a comanda del romanzo e del mezzo impero, ma in questo caso non è più spago potere, no? Appunto, però può tentare, se si scola, ma sono sampitanese, sono sampitanese, sono logudorese, tu puoi ponere in silenzio, ti dicono logudorese o sampitanese. Però non lo vai a ponere. Forse non sa che quello guidorese hanno un antipatico a Astello. No, ma nessuno vicino a noi per quello. Può andare, però non lo può considerare sicuramente lo guidorese. Ripeto, questa operazione serve proprio all'isperdere questa lingua. È una finta democrazia, bravissimo, è una finta democrazia. Ti sto dando sui voli, non mi serve tanto sui voli. Quindi stanno tentando proprio mi sperde. Isso una cosa avanti grei, con questa legge, con questa regola avanti greca, è democrazia, ma questa democrazia scusa nella tua innanzi, e sul fatto che questa gente incomincia ad essere in sardo, ma che riprende questa lingua comune, comprendi che stanno andando avanti ed è spesso da debaixo parte di questa questione. Questa democrazia parte sempre di uno. Voi cominciate un'elite che da dire da parte, un'altra. Scusa, non è democrazia. Certo. La democrazia non è che cada uno deve usare, se gli pare. Non lo va a moda nostra, se la vede, non è democrazia. Io ho una domanda su chi pertocca da sa traduzione, ma andiamo su una regione un po' più tecnico perché portava su lessico. In me se era usato non tiene un lessico abbastanza alto per poter spiegare un concetto so che pertoccano in questo ambito so mentre appunto intimo so per non usare
siamo su finza safettana di una lingua come te sarà, poi è meta difficile pure a questo punto, no? Tenete sa tanto vorrei dischire come appunto vostè essere sessio a portare a girare bene sul concetto solo da una libonattera cercando di provare l'ambiguità che necessariamente non li passate la bestia da fuori, potrebbe essere pizzo. Sono su due, una è che sono scritto su una lingua comunque semplice, non è un trattato di chimica o di astronomia. Giuni onto, sa bene tipo di analisi homo semplice, questo dialogo, cercare, non si sia da questo vocabolario alto. Poi a volte teniamo un'idea, il vocabolario che si usa deve essere diverso dalla altra lingua. Cioè se uno sta nel momento che andiamo a nostalgia e sardo. Nostalgia. E basta. Ma un momento non vesti da lei. Però vuole andare. Cioè, non è che non vesti da lei. È che se la lingua l'ha sempre più prestito da lei. A si rifiutare, a non accettare di prestito e renare. A si privare del concetto. Cioè, il concetto di nostalgia esiste lì. Magari la Lega non veste, però il concetto esiste. O veste magari questo è un esempio che ho intervenuto a questione la gente. Però se non esiste di Lega, il concetto esiste che è tutto insieme di tornare alla nostalgia. Sia da qua sia non italiano, sia da sempre un'altra lingua comunque. In contatto non esiste nessuna lingua che ti isola. Nessuna lingua sul mondo, magari sia dal tipo su basco, può resti isolato linguisticamente, ma come il territorio sta fuori dal francese e dal castigliano. Quindi sono concetto che si uniscono. Basta della spiegare, ecco, me da volta sa, ma a te costruzione è nata questa lega, tipo un momento mi serviva a Facebook, in questo genere scriviamo che è nata viaggio di nozze e sì, non esiste, non si però non può andare, però li si usa il testo, basta dell'adattare e basta detenere una idea più serena, più rilassata della lingua, non deve essere diverso, difficile, antico, può essere una lega tipo nostalgia o un'altra lega che hai, e a semplice dall'italiano, è uguale all'italiano, poi si deve fare, è uguale in francese, in tedesco, in inglese, in italiano, e in tutte le lingue europee, siamo stessi, è uguale, un'altra volta creando effervescente. Beh testione, bella regionale, non esiste, non si nada. Normalmente tutti i bambini si chiude sì, poi alle parla in francese effervescente, in inglese e in italiano effervescente, in castigliano effervescente, in catalano effervescente, in portoghese, la differenza di pronuncia magari, è sempre una da lega. Ma ne serve no. Scusate. Perciò ripeto, non è difficile secondo me da tirare il concetto Che palle! Scusate. Se tu il vocabolario o paragona, se il vocabolario altro di tutta questa lingua, dal Portogallo, passa a Germania, è sempre uguale. Su 90% queste alleghe sono uguali. Sì. Istruzione, queste alleghe due. Oppure un'altra volta, normalmente sono allegate in geografia. Bacino idrografico, tutto questo. È uguale. Bacino idrografico in castigliano. Bassini idrografica adesso in francese. Non so sparare una disinformatica, Cosa una medina. Cioè non può andare bassino informatico. Idrografico. Che sono la ragazza, ci sono tre lingue su derivazione. Bene, non unica da esplorare, su banca, sistema anche in cultura, con paga differenza in tutte le altre lingue. Poi, ripeto, questa è un'altra scuola conservatrice in Sardegna, mai usare l'inglese. No, l'anglomania, non vi ho problemi, se uno è andare software, da anello e basta, tanto usa questa idea. Ma se non è in inglese, usa anglofido. Cioè, o si fossilizza poi la lingua, a NASA, uno non lo può suonare, nostalgia non lo può suonare, in francese no, in italiano no, non ha pronuncia. Non che stiano a spruso, ma non lo saranno giusto. Naturalmente questo è un vocabolario che sperdete, questo è il vocabolario
plus pratico, esiste la differenza tra interno e funerale, o tra porta e zen, o tra boveda e soffitto. Però, a un livello più usato, il vocabolario è sempre uno, non cambia. Quiero pedir, aparte de la cuestión de las palabras plus técnicas aquí, incluso sono perfettamente d'accordo che questo è un lessico internazionale che ti prea per forza. Però in sardo pure, come detto tu canta la lingua, a bisogno questo è un registro per usarlo e un registro per basso, per narrare in numero abbiamo su visione, no? Una visione. Però un poeta non ha ti prea mai visione, una reina sogno, sogno, capite una parola di un registro poetico, di un registro prosato. Il suo lavoro tuo, a livello proprio del registro linguistico diverso, sinistro di un mantesi codice, come te l'hai impreato, ha più difficoltà a fare i separoso di questo tipo di traduzione? Ma non si presenta a me questa cosa. A mente da ponosa lingua, il scrittore è quasi colloquiale. Quasi quello che le spalle messi su proprio poeti, su riferioso magari a una visione, quindi non vi un mezzo problema. Però mi è capitato di creare magari un registro più poetico. Non tenevo il mezzo dizionario, se può, scusa, può usare soprattutto rubato. Ci vediamo. Mi serviva pure per attare il sinonimo almeno una volta. Si allega dell'online, mi pare troppo dell'online, l'aereo cambiare a posare rubato. Uno non deve timere che è tutto a narrare, un esempio magari non è del registruato, però tipo castiare, magari sono la russia si narra, ma non l'online non si narra a castiare, però il portoghese tutto. O a Ici, magari in online non si narra, normalmente ve la può mostrare, ma no. A Ici non si nasce. Questo è tutto. Però è importante che usare le due magari usare di numero può narrare. Tenere prus espressioni a livello prusato, magari tenere prus tradizione poetica e lasciare una razza di quindi uno non deve timere a narrare una cosa, magari una cosa che si nasce per vita. Però è comunque parte del suo patrimonio. E usate del suo dizionario di rubato, non sa tutto, però sa una mera cosa. E questo può tornare sul suo dialetto. Se uno si prima dal suo dialetto sa vita, non riesce a esprimere metà del suo concetto, ma pure più spazio. Se uno allarga il pai e ha un modo di narrare di tutto, usare vita, ma nemmeno la vita, di più vita, e viene di praticare il gusto. Io imparo una moda desilano, no? Sono questionati proprio desilano, ma se non questionano sempre in italiano, non stancamo. Non siamo abituati a socializzare in italiano, in sardo, ma non si comprende. Però queste cose arricchiscono la lingua. Io lì non hanno in numero visione, quindi lo posso fare, questi sardi, perché no? No? Questo lo può andare a mettere su, poi magari a parte questa è una moda dell'online, a me ne malgrado de pruse espressiva e la proposta. Però in generale la può creare pruse su raggio del vocabolario che voglio usare su onto. Non si danno ragazzi, però non lo leggo, si nada. Non posso ancora completare. Non manco nulla. Invece, un'altra cosa, l'ultima cosa che devo dire, a livello di norma scritta, di grafica, di acentos o queste cose, hai imparato su Gross o come ti dice su correttore ortografico? A scomincio no. Poi si va proprio già prima bozza, quindi proprio usare dell'online. La bella la porta a tasse LSC, poi non volevo mandare il editore mandava questi balli, io ti mando sul correttore ortografico, copia e incolla, e ti dà già... Infatti io non ho usato uno degli errori, non vi l'accento, me la allegro, non vi si scrive magari, però il correttore magari ho mandato, non tengo un problema. Ma da volta non mi aggradava, cioè tipo c'era solo la cosa tu prima hai detto studiare, questo non lega dell'online, però non so. Io non me ne sono impegnato. Che forse c'è ste tunciare in questa zona del... Gemere. Sì, ma l'accezione è più giusta, è più specifica. Però mi pare di una lega proprio dell'online, magari
in zona di Sinano non Sinano, però la pola sa che è tutto. Non dico si invita come devo che noi per potete essere che è da tunchiare o però disco che in zona de non disco Caterina forse in tunciare ci Tunciare. non dico come si Sul modo di pronunciare, ma sul concetto scusa, quando la persona però è la polesi da maniera mia e sulla legge da maniera ma l'SC non ha proprio il gusto. Me lo leggo come il gusto, però già la regola di scritta. sì, esatto. Poi questo da Sallega è tipo è importante pure da Sallega, in una vita non si nama, però si comprende. Non lo vai a vedere, non fai dare, non si nama. Però li simus è renare. Noi non sallegare O castiare, li simus, ma non amos castiare, o aici e gatto. Però è importante che vi mando vedere Lisandro. Anada, su correttore, non è l'acronimo correttore, personale, eccetera. Cross, esiste un correttore ortografico automatico per usarlo. Meno male, è utile. È utile, è utilissimo, è una conquista. Sì. Io non riesco a mettere a scrivere, lo prova, da bella bellu, ma adesso l'errore si impara. E poi sì. In Friuli abbiamo gastato un momento 1 milione di euro, poi su T9 in friulano, magari che strumento. Però esiste questa cosa, Iris. Non esiste nessuno. Vabbè, il web ha visto che sta nega politica. Certo. Un concetto che ha già zappato difficile da portare che le potete essere. Ma a volte questa allegra della tradizione religiosa è molto difficile da tirare. È un'espressione che cada dia. Poi in sardo possono essere de ormeo, salvamento, o l'andele sa guardia, o ragazzi. I tenere in anno bisogna in arabo pur non sono equivalente, però si nanna cada dia. In sardo in anno sono le regole religiose senza non da bizzare. Ma non tradurremo anche in italiano. E non teniamo anche in italiano, però abbiamo deciso della saregare. Oppure io zirau, magari sardo, però ho posto un'indicazione a piedi pagina spiegando che questa è una lega, tiene questo significato letterale, zirai sardo non rende meda, mentre se tu la zira di sardo non tiene meda senso, cioè andare Deus è superumano non tiene nessun senso in sardo. Però se io ti spiego su come si deve narrare, ti aiuta a comprendere. A ponarre cada volta io in teoria mazzellando una bestia a ponarre deve narrare una determinata lega è impossibile la dire di sardo, non è mazzellando di sardo non deve narrare nulla, deve callare però in arabo esiste e in cui mi sono ma da giudavo la nota sapere pagine in generale ore e ore e ore se dove giochi a forza di stare in meno grado si è sangue infatti se per me da stesso in questo sconto insomma ti spiega che è una moda di narri usa emina usomine è un usamento di ancas lo mantiene ad esempio attivo State che un'altra pregunta o no? Sì, magari tu non vedete, non lo so, qualche curiosità, Io che si dovrai tipo bendi o si dovrai pubblicare dei cani in parte. ma vi devo spiegare che prima il genitore non mi ha mandato un libro di Bologna Rose però sa di questa libreria e se non sa si può ordinare sempre dalla casa editrice Condages e sul libro è segmento di Ancara e sti si uda e pa quindi può essere che la libreria che con l'utente dove sta arrivando però se uno era di uno tiene un ebook come si chiama? Ebook reader già è meda preparato pure se uno si vuole leggere su iPad o su iPhone o su Kindle già è meda preparato però no, non ha l'ebook in sardo no, è scomodo no, la nuova però non è tutto si lo tenere o ti mandare tanto in qualcuna maniera che siete a campo su pensamento politico si vitata qualcuno del suo autore a pizzo sulla situazione della Sassilia? Secondo me sì, però uno deve non se Sassilia è un po' deve dire poi dare certo riferimento se certo non si lì si un po' oppure è una cosa che sia esatto dove si è presentata da Asteglio esiste un regime fascista, mafioso, criminale, in tutto cosa dimostrata
tanto non prende questo un riferimento in mezzo cose. Per me sono conto non so se l'ha letto due. Io mi penso la vita da Giocoma, per esempio sono dopo 20 anni, per esempio sono stati ministri, sono stati presidenti, mica torno in coma. Sta bene mica torno in coma, poi non vi era utile. Quindi se non lì si non paga questo regime che sta in vantaggio non la so prendere, però le tue gol per me non tenere un significato direttamente politico. Questa è una cosa buona secondo me, non forza da un messaggio politico, non è interessato a forzare un messaggio politico, non è un pamphlet anti-regime o antifascista. Però ripeto, se non si deve parlare seria lì sì. Come su questa questione, a parte il suo libro in generale, però comunque io scoprì l'autore insomma si interessa mai dalla politica, non è una persona in fuori da questa situazione. Io ho letto questo articolo del Paco del 2003 che è abbastanza Paolo, dove su una realtà che sul primo nemico della Siria è la opposizione organizzata siriana e sul secondo per nemico è Assad, dunque contro nessuno e contro Assad. Si ha poco compreso bene. Tu no, ho compreso benissimo, se l'intervista è una gaia la coletta che l'intervista, però c'è sempre stato una personalità un intellettuale anti-regime, hanno questione di opposizione, questione della cosiddetta opposizione organizzata, cioè quando su da Mezzulbi che hanno cominciato la manifestazione in Siria, la manifestazione pacifica eccetera, non esisteva un'opposizione organizzata a un regime fascista e mafioso, la prima cosa è la zanca questa opposizione. Da Zonunde su dire di un anno stessi un'originata coalizione siriana e tutta una serie di istituzioni semifantoccio e non hanno mai rappresentato soprattutto Zorzovano si nella manifestazione del suo convinto, quindi sono andati queste gente che hanno era giusto forse andare non credo che superi un nemico ma uno dei suoi nemici della rivoluzione è che la gente che si voleva approfittare della rivoluzione ma lei era un rivoluzionario non ha mai se una manifestazione è rischiata la vita mai se una manifestazione in Siria era andare a rischiare la vita avesse un cecchino sopra il palazzo però si presentava un mente un rappresentante quindi secondo me nessuno riferisce a questo non è sicuramente un nemico della rivoluzione anzi è sempre stato da suo convinto ha sempre appoggiato la rivoluzione e ha sempre posto la cara poi posto la cara in Facebook è stato in Inghilterra, non è stato in Siria quindi proprio io magari non deve questionare però ha sempre iscritto oltre sul regime in Facebook in sarà da suo convinto. Invece per il caso islamista si ISIS si capisce praticamente la metà della terra della Siria cioè tu hai letto qualche cosa che ha scritto Tanner ma sopra ISIS non ha scritto mai nulla proprio in maniera clara però andavo all'interno di Londra un mese tipo e si andava questo personaggio in Siria che esiste da me non se ne sia da nulla esistevano pure prima esisteva tipo tassista si suonavano e non avevano a musee in taxi hanno un comunicatore mancare esiste in medesima si lupone e medesima si non lupone non sono sia da nulla isso è parte di una generazione di intellettuali e vi è in una maniera a Furria o a Colondra se si comprende questa lega a modello online da tre nemici uno è questo regime mafioso a una terra degli islamistas che non puntano a cambiare ma puntano a sostituire e un altro è questo imperialismo occidentale punta in maniera clara non a occupare però a fare desastre un client state cioè un stato che è tutto ordinato tipo la Giordania questo sono gli intellettuali in Siria a essere oltre sul regime non querer andare a essere islamista metas islamista sono oltre sul regime ma non querer andare in tutte le opposizioni anzi durante si imbatte mezza persone sono in prigione per motivi politici e nessuno questiona queste ISIS e tutto questo però esiste opposizione esiste gente non è islamista non è occidentalista non è pro America non è manco pro regime però siamo sempre abituati a su bianchi e su neri cioè se sono tra gusto tanto sono
appoggiato dagli americani, comunque pagato dagli americani. Non credo, è una visione razzista, mega razzista. Non sono in grado di tenere una volontà politica. O lui dall'America, se no non esiste. Che intraprendere noi stiamo in modulare. Capisco, così vado a tirare... No, lavoro in serrare. Tornavo, grazie, torno a la porta. Mi ha fatto piacere, e andiamo a Ratteras. Oppure complimenti per tutto il ieri, Sabine non sono in tutto, io non sono sotto il maglione, e loro non sono mi piacere pure la pubblicità. Questo è un lavoro di coraggio pure, e di impegno. Un applauso a sotto il maglione. Noi sì, ovviamente dovremmo, grazie a Tieca, questa è già una delle prime presentazioni che ha fatto la seconda presentazione che ha fatto, scusa, l'hanno fatta in Castello, una in Castello, una in Tattari, andiamo a vedere e torniamo a convidare tutto canto, poi su Kimbe di su mese che entrano, che abbiamo fatto un'altra conferenza, sempre sul ciclo di conferenze, la cultura cristiana di Sardo e va a essere un scrittore algherese vicino ad Antonio Arca. Correre descalzo sota un cel de mil estreles, a les nits d'hivern de pluja i fred. Sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el vent. Encendrem fogueres amb